Allora, il pomeriggio ho cambiato lenzuola, ho messo il copripiumino con questa fantasia, l'altro l'ho buttato a lavare che era ora passata. È bellissimo oggi, davvero davvero bello, il sole sta scaldando parecchio. Io sono tornata a casa, ho fatto da mangiare e poi mi sono dedicata a fare questo lavoro del letto e ci ho messo un po', ma sono andata con molta calma. E niente, adesso è tutto a posto, i tappeti li ho già sbattuti, ho già pulito tutto e quindi adesso vado a vedere se la lavasciuga ha finito e nel caso mi piego tutti gli asciugamani e dovrei mettere su un'altra lavatrice, però credo che non so che ora sia, ma sì, c'è ancora sole, ma non so quanto durerà. Vorrei stendere di fuori, ma il tempo che devo dare il tempo alla lavatrice di andare, di lavare la roba, quindi non so. Visto che devo aspettare che finisca la lavatrice, allora vi faccio vedere un po' le varie perline che ho preso da Perline Gioielli no, era dove acquistavo una volta, che non so se esiste ancora. Qualche creativa tra di voi sa se Perline Gioielli esiste ancora come sito? Perché io acquistavo tantissimo lì. Era il mio sito di riferimento, a parte Hobby Perline, ma non so se esista ancora, sinceramente. So che aveva una pagina Facebook, Perline Gioielli, però poi non avendo più fatto queste cose mi sono un po' persa questo mondo. Quindi niente, vabbè, intanto queste perline Fimanco, questo è il totale, 7 euro di spedizione è un po' tanto, però vabbè, 54,95 euro di totale. Mi metto da questa che vado un po' meglio. Allora, queste le ho usate per farmi degli orecchini. Questi sono dei mezzi cristalli e li ho utilizzati proprio per farmi degli orecchini, sono bellissimi, sono di un turchese stupendo. Queste ecco, erano delle perline che io non avevo, un modello che non avevo, quindi le ho comprate. Poi mi piace l'effetto AB e quindi le ho prese. Poi vediamo un po' cosa c'è. Bicono 4 mm, questi li adoro. Questo è un rosa stupendo, devo farmi degli orecchini con questi perché sono veramente belli. Sono i Sapphire AB 2x, quindi sono luminosissimi, belli, bellissimi. Queste che sono le Gem Duo, un color menta opaco, belle anche queste. Devo capire come fare, non so cosa crearci. Ci ho provato diverse volte a creare qualcosa, ma non mi viene mai fuori niente di carino. I mezzi cristalli però color petrolio, spero si capiscano i colori, perché sì, c'è il sole, si dovrebbero vedere, no? Delle monachelle in plastica, poi dei mezzi cristalli, questi sono da 3 dorati, semplicemente. Dei mezzi cristalli, sì, li ho presi qua, dei mezzi cristalli però bianchi, opachi. Ho preso queste, com'è che si chiamano? Le Nib Bit Silver Splash White. Queste non le avevo mai viste, non ho ancora provato a crearci niente, sono un po' particolari. Poi queste le adoro, le Gem Duo però Crystal AB, sono stupende anche queste, sono brillanti. Anche con queste devo farmi degli orecchini. Poi ho preso questi che ho utilizzato per farmi degli orecchini, sono dei mezzi cristalli da 3 mm. Queste che sono, le ho usate per degli orecchini, solo che ho preso solo questo colore e me ne pento. Sono le Vibe Duo, me ne pento di aver preso solo queste. Poi dei mezzi cristalli dorati, questi che sono le Ginkgo, come si chiamano? Ginkgo Duo. Non le ho ancora mai usate, ma mi piacciono perché hanno tutti i glitter. E queste rondelle sono a filo, diciamo, vengono vendute a filo. Poi sempre delle Amos, queste qua, cabochon doppio foro, queste sono da 6 mm. In realtà io ce le avevo queste, ma molto più grandi, cioè da 8 penso. Ce le avevo nella mia scatola delle perline. Poi ho preso anche questi che sono blu, queste Gem Duo però metallizzate.
bellissimo colore anche quello. Queste non so cosa ci farò, non pensavo fossero così grandi, non avevo letto bene le misure. Poi sempre delle Gem Duo, però dorate opache, questi mezzi cristalli verdi dorati, quelle che avevano attirato la mia attenzione, che sono un po' più piccole, queste stelline. Poi ho preso questi che si chiamano Flat Tulip Bell Beads, questi, ma non so cosa farci, devo guardare un po' di video. Sempre questi cabochon. E questi cosa sono? Cradle bead. Sono un po' particolari, queste non ho mai provato ad utilizzarle ancora. Sono un rosa, però c'è dentro anche un po' di dorato. E come omaggio c'è questa roba qui, queste perline di plastica, acrilico, non so cosa siano, questi cuori. Poi questo cabochon stupendo a forma di goccia, questo sarebbe l'ideale, farci un ciondolo per collana, visto che è uno solo. E queste rondelle che però a me non piacciono particolarmente perché non hanno riflessi AB. Io adoro tutto ciò che ha riflessi AB o AB2 per ancora meglio, però brillano molto lo stesso, devo dire, quindi vanno bene anche questi. Ecco, e la scatolina è vuota. Inoltre la carta è profumata, profuma ancora adesso, quindi ottimo, cioè ottimo il sito. C'è poca scelta però, perché io, cioè, Hobby Berlini ha un catalogo molto più vasto, anche come basi per orecchini, c'è una marea di roba. E qui il catalogo è un po' più piccolino, decisamente, però alla fine mi sono trovata bene, la roba è arrivata subito e wow, davvero wow. Adesso rimetto via tutto e si continua con il vlog normale. Devo condividere questa cosa perché allora oggi è lunedì 3 febbraio, devo condividerlo perché c'è ancora il sole, lo vedete, c'è ancora il sole e io sto tornando indietro, sto tornando a casa, sono già a Borca. Cioè oggi credo di aver battuto ogni record, non lo so, dopo voglio vedere, sono curiosa di guardare l'orologio. Non riesco a parlare perché mi si ghiaccia tutta sta parte di mento, quindi deve essere proprio per quello. Ma insomma non vedo l'ora di arrivare a casa e vedere i risultati di oggi, considerato che ieri sono stata a camminare, ho fatto 14 km e oggi sarei dovuta stare a riposo. Comunque ho il sole ancora per pochissimo, sta tramontando purtroppo. Ecco qua, dunque io sono tornata da un po', sto salvando 11 km e 60, 1 ora e 53. 11 e 60, 1 ora e 53, sarà buono? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Ho allungato un pochino, ero a 10, poi ho detto vabbè allungo ancora un po' e ho fatto ancora più di un chilometro, vabbè. Fatemi vedere, 9,47, sì, beh, come al solito, dai. Ottimo, anche oggi fatta, mi sa che domani mi toccherà stare a riposo veramente. Ho decisamente dolori alle anche, quindi credo proprio che dovrò stare a riposo domani. Adesso mi mangio qualcosa, mangio un frutto e poi credo prenderò un occhi perché sono abbastanza KO, decisamente. Ma io pensavo che ho le cuffiette, quindi mi sentite lo stesso perché il microfono non è quello del telefono, cioè se mi allontano mi sentite lo stesso. Non sono abituata a registrare così. Ah cavolo, ho sbagliato. Vabbè. Niente. Basta. Per oggi è fatta. Noi penso ci risentiremo domani.